Dopo la sortita di ieri in Consiglio regionale, ora le associazioni dei risparmiatori, azzerati dal disastro delle banche venete, chiedono il sostegno dei propri sindaci per raccogliere il maggior numero di firme per la creazione di una commissione parlamentare che indaghi su Popolare Vicenza e Veneto Banca. Il primo a farsi avanti è stato il sindaco di Montebelluna. Veneto Banca è nata a Montebelluna e quindi è chiaro che qui siamo nell'epicentro del sisma che ha colpito il nostro sistema finanziario. Gli azionisti hanno bisogno di chiarezza, pertanto condivido la volontà di Torta e del suo gruppo di chiedere una commissione parlamentare d'inchiesta per appurare non solo le responsabilità a livello locale ma anche quelle a livello nazionale. Dobbiamo cercare di capire se davvero tutto il patrimonio di Veneto Banca è stato dilapidato. Siamo davvero sicuri che tutti i crediti siano diventati incagli? Sono accadute le cose troppo rapidamente e forse abbiamo bisogno in questo momento di fare il punto fermo e di capire che cosa è successo, quali sono stati i fattori reali di crisi, di chi sono le responsabilità, anche per rilanciare il ruolo di questo istituto. Sindaco che non sia limitato alle parole di conforto. Ho chiesto un appuntamento al nuovo presidente Anselmi per capire quali sono le prospettive per il futuro. Ma l'azione non si fermerà a Montebelluna. Ho intenzione di incontrarmi i prossimi giorni con Don Torta e il suo gruppo di lavoro e poi di convocare gli altri sindaci perché il dramma di Veneto Banca ha ripercussioni sul piano sociale ed economico che riguardano tutto il Veneto. Tutti i sindaci della regione, senza guardare alla politica, ma con l'intento di spingere la politica non solo a decisioni forti nei confronti delle dirigenze passate, ma anche a indicazioni altrettanto forti verso Fondi Atlante a tutela dei cittadini risparmiatori, ma anche verso un Veneto che non chiede banche statali ma banche di territorio. Qualcuno dice è finita la stagione delle banche di territorio. Sul serio, Veneto Banca è andata in difficoltà quando ha smesso di essere banca di territorio, è diventata banca di investimento e ha voluto assumere un ruolo nazionale e internazionale. Non è che per caso invece dovremmo ritornare a quelle banche di territorio che interpretano le esigenze reali dei nostri distretti produttivi qualificati?